E la pittura è anche magia. Tu metti una tela bianca sul cavalletto, fai un segno, basta un segno, è una magia. Perciò la memoria è quando tu hai una fonte di ispirazione in maniera diretta e veristica. Poi elaboro nella memoria certi aspetti di fiori, di foglie, di alberi e via dicendo, e suggerisco a chi osserverà quando il dipinto è finito un'immagine che loro non potranno mai vedere se non attraverso un mio dipinto. Ci sono dei pittori di taverna e dei pittori di salotto. E siccome io ho scelto di essere un pittore di taverna piuttosto che di salotto, non frequento tutto quello che gli altri frequentano, insomma, no? La tecnica è molto semplice, uso la tela, l'olio, i pennelli, i colori. E la tecnica poi uno se la fa propria, non esiste una tecnica per dipingere, capisci? Perché all'accademia non si insegna a dipingere, dobbiamo insegnare a vivere e arricchirsi anche osservando gli altri, perché anche questo no, si può sempre capire qualcosa anche da un pessimo pittore, anche da un dilettante, insomma. La mia pittura non è definita come la pittura toscana, la mia è fatta soltanto così, no, di forme e luce. La pittura del Novecento è passata tutta la Bevilacqua Masa, da Vedova, San Tommaso, Music, Baci, Morandi, e giù della generazione i Gianquinto, Barbaro, Finzi, Licata e il sottoscritto. Venezia è come una fata morgana, no? Che vedi, non vedi e poi non esiste, capito? Ecco, questo è il fatto.